Rocky Balboa, es verdad. Es que es clavado. Y además tiene el pelo del primer Rocky, Paco, o sea, del que llevaba la melena, del que pelea contra Apollo Creed la primera. Sul web è già diventato un fenomeno virale per la sua straordinaria somiglianza con un giovane Sylvester Stallone. Ma da oggi per Unai Gomez le luci dei riflettori si spostano dai meme dei social direttamente al campo. Il talento basco inizia ufficialmente la sua nuova avventura a disposizione di Mr. Costa Runjaic all'Udinese, pronto a portare la sua personale grinta da Rocky nel cuore del centrocampo bianconero. Il classe 2003 arriva a Udine a titolo definitivo, blindato da un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nella prestigiosa cantera dell'Athletic Bilbao, Gomez incarna alla perfezione il mix tra la tempra tipica del calcio basco e la pulizia tecnica della scuola spagnola. Centrocampista moderno, mancino naturale, dotato di struttura fisica affidabile e notevole pulizia nei tocchi di palla. Spicca per l'abilità nel controllo orientato nella ricezione del pallone, preferendo sviluppare la manovra a terra. Grazie a una buona visione di gioco e a doti naturali anche da rifinitore, possiede la qualità dell'ultimo passaggio per mandare in porta i compagni. Sa essere un elemento di raccordo estremamente intelligente nei movimenti senza palla alla ricerca dello spazio libero. Ama anche impostare l'azione partendo da lontano grazie a una notevole frequenza di passo, ma sa ribaltare rapidamente il fronte di gioco nelle ripartenze. La sua collocazione ideale sembra essere quella di mezzala offensiva, dove può sfruttare al meglio questa progressione, ma Runjaic gli chiederà maggiore incisività anche sotto porta. Nato a Bermeo il 25 maggio 2003, Gomez ha legato quasi tutta la sua finora giovane carriera ai colori dell'Athletic Bilbao, fatta salva una parentesi di 3 anni al Danock Bat. Dopo il debutto tra i professionisti del 21-22 con il Baskonia e l'ottima annata con la seconda squadra del Bilbao, il salto tra i grandi è stato immediato e da lì subito protagonista. In maglia biancorossa ha collezionato 117 presenze totali e 6 gol, accumulando preziosa esperienza internazionale e vincendo anche una Coppa del Rey. Nelle ultime stagioni si è imposto con costanza sia in Liga che nelle coppe europee, collezionando 13 presenze in Europa League e 7 gettoni perfino in Champions League. A coronare il suo percorso c'è anche il debutto con la nazionale Under 21 della Spagna, cullando il sogno della nazionale maggiore. Da oggi Runjaic ha a disposizione il suo vero e proprio Jolly, un calciatore di personalità pronto a graffiare, o meglio, a colpire anche in Serie A.